Durante la persecuzione all'epoca dei Maccabei, il gruppo fedele dei Chassidim, dei devoti, si incoraggiava a resistere. Come è narrato nel secondo libro dei Maccabei, la figura eroica della madre esorta i figli a non cedere alle lusinghe e nemmeno alle minacce, ma di conservare fedelmente le tradizioni religiose dei padri. Così figure importanti di educatori hanno incoraggiato il popolo alla resistenza nel momento in cui i greci, con la prepotenza dei civilizzatori, volevano imporre le loro abitudini. Durante questa situazione molto dolorosa venne raccolto in un libro un insieme di testi educativi, formativi, che incoraggiavano alla resistenza. È quello che chiamiamo il libro di Daniele. Non si tratta propriamente di un libro profetico, ma di una grande antologia di testi differenti. Che sia un'antologia lo rivela il fatto che nella tradizione ebraica il libro contiene dei capitoli in aramaico. Vuol dire che esistevano due tradizioni diverse, in ebraico e in aramaico. Il libro fu tradotto poi in greco e i traduttori greci vi aggiunsero parecchie parti, ad esempio il Cantico dei Tre Fanciulli, al capitolo 3, la storia di Susanna, l'ultimo capitolo. Quindi si tratta di un libro che è cresciuto velocemente con l'intervento di molti autori e collaboratori. Si tratta dunque di una raccolta di testi sapienziali, formativi, per incoraggiare alla resistenza. Troviamo così in apertura del libro di Daniele la storia di 4 ragazzi deportati in Babilonia. Dobbiamo fare ben attenzione perché il momento in cui il libro è scritto è quello del secondo secolo avanti Cristo, fra il 167 e il 164, durante la lotta contro Antioco IV Epifane. Ma la storia è ambientata alcuni secoli prima, al tempo di Nabucodonosor, re babilonese che aveva distrutto Gerusalemme. Dunque, i protagonisti del libro, Daniele in primo piano, vivono nel passato, ma le loro storie sono pensate per il presente. Si racconta una storia antica per formare le nuove generazioni. Allora, si racconta di 4 giovani deportati che vengono accolti alla scuola dei paggi alla corte di Nabucodonosor. Questi 4 ragazzi sono osservanti e non vogliono mangiare i cibi contaminati della mensa babilonese. Chiedono al loro precettore di poter mangiare solo legumi. Quello è preoccupato perché teme che i ragazzi deperiscano, non rendano bene. Chiedono una prova di 10 giorni e alla fine della prova risultano più belli e floridi degli altri. Così loro possono non contaminarsi con le carni immonde e, in forza della loro fedeltà alla tradizione religiosa,
crescono forti, sani e soprattutto sapienti. Alla fine del corso sono i 4 più intelligenti, più preparati, più brillanti di tutti. È chiaro che il racconto è didascalico. Serve per dire ai giovani che all'epoca di Antioco Epifane erano lusingati ad aderire agli usi e costumi greci, soprattutto mangiando carni suine, a non farlo, a non adattarsi alla mentalità corrente per ottenere il successo. Il narratore chiede il coraggio delle proprie idee, chiede di resistere e di custodire fedelmente le proprie tradizioni. Così troviamo anche l'episodio della statua d'oro. Il re Nabucodonosor fa costruire una statua d'oro e chiede a tutti di adorarla. Antioco Epifane aveva fatto mettere una statua d'oro che raffigurava Zeus nel Tempio di Gerusalemme. Quello era l'abominio della desolazione, quell'oggetto schifoso che i Maccabei volevano distruggere. La storia antica serve per aiutare il discernimento dei lettori contemporanei. Naturalmente i 3 giovani colleghi di Daniele rifiutano di adorare la statua d'oro e vengono allora condannati a morte, gettati in una fornace ardente. Ma il fuoco non fa loro danno. Nel racconto dei martiri maccabei si è visto come il Signore non intervenga, ma questi ragazzi muoiano effettivamente nella speranza della risurrezione. Nel libro di Daniele si mostra in modo più forte questo intervento di Dio che attraverso le fiamme della fornace salva i suoi fedeli. È un modo più semplice, più immediato di comunicare l'intervento di Dio. Quelle fiamme della fornace che non distruggono i 3 sono stati riletti dalla tradizione antica cristiana come figure teologiche importanti, immagine della divinità, Dio in 3 persone, il fuoco della divinità, immagine dell'incarnazione, la divinità non ha bruciato l'umanità pur unendosi ad essa. Si tratta però di una immagine educativa che serve per mostrare la potenza di Dio a favore dei suoi fedeli. I 3 giovani nella fornace ardente cantano inni di lode al Signore. Benedetto sei tu, Signore, benedite opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. È una lunga litania di benedizioni. Ma pensate, questo elogio del Creatore e l'invito a tutto il creato perché benedica il Creatore è fatto da 3 giovani condannati a morte e messi in un forno a bruciare. Mentre sono in mezzo alle fiamme, benedicono il Signore e dicono che tutto è bello, che tutto il creato è splendido, perché il Signore ha fatto belle tutte le cose.
diventa una immagine tipica, importantissima. La preghiera dei Chassidim è nel cuore dell'angoscia, proprio nel momento doloroso, in mezzo alla fornace ardente, in mezzo alle fiamme dei problemi, si innalza la preghiera costante dei fedeli. E il Signore risponde e manda il suo santo angelo a liberarli. Così come viene narrato il fatto di Daniele, che, condannato alla fossa dei leoni, non viene divorato dai mostri. È una immagine sintetica per presentare il dramma della persecuzione. Anche in questo caso Daniele è un ministro di un re persiano ormai, accusato di non rispettare le leggi che proibivano il culto di ogni divinità. Daniele viene condannato a morte e il re, a malincuore, è costretto a far eseguire la sentenza. Daniele viene gettato nella fossa dei leoni, un pozzo profondo dove ci sono leoni affamati, i quali però non lo toccano nemmeno. È una immagine tipologica importante, l'uomo dato in pasto alle belve. Le belve sono figure del mostro del male, sono immagine di tutto ciò che rovina e divora la persona, la annienta, la distrugge. Daniele, in forza della sua fedeltà, non viene divorato dalle forze del male e viene risollevato. Lo tirano fuori dal pozzo infernale sano e salvo. Invece gli accusatori vengono bruciati dalla fornace ardente e gli accusatori di Daniele, buttati a loro volta nella fossa dei leoni, vengono sbranati e le ossa spolpate fino all'ultimo. Gli uomini fedeli, le persone che mantengono la fedeltà a Dio nonostante tutto, sono salvati da Dio e non divorati dal male. Invece, quelli che si lasciano dominare dal male sono distrutti dal male. Vedete come questi racconti sono analoghi e diversi, antologici, educativi per quelli che si trovavano nella tragica situazione della persecuzione dei Seleucidi. Ma soffermiamoci su un capitolo importante del libro di Daniele, il capitolo 2, dove si narra di un sogno importante fatto dal re Nabucodonosor, il quale convoca tutti i sapienti e chiede loro una spiegazione. I maghi, gli aruspici, gli indovini dicono al re: spiegaci il sogno e noi ti daremo la risposta. No, reagisce Nabucodonosor, troppo facile. Se è vero che siete degli indovini, indovinate che sogno ho fatto? Se ve lo racconto, voi poi mi costruite qualche spiegazione e io non posso sapere se è vera o no. Per verificare la vostra autentica conoscenza, voglio vedere se sapete dirmi che sogno ho fatto. E quelli rispondono: è impossibile una cosa del genere.
notiamo una critica a questo mondo sapiente pagano che pretende di interpretare i segni, ma in realtà non ha la conoscenza profonda. A differenza di questi indovini caldei, Daniele, il grande saggio, si presenta a Nabucodonosor dicendogli: io sono in grado di dirti che sogno hai fatto. Ma non perché io sono sapiente, ma perché c'è un Dio nel cielo che rivela i segreti. E il Signore della sapienza mi ha rivelato quello che tu hai sognato, perché il sogno ti è stato mandato da Lui per farti conoscere qualcosa, e io, suo rappresentante, ho la possibilità di spiegartelo. È una polemica contro la sapienza pagana e un incoraggiamento per la sapienza dei Chassidim, che è una sapienza rivelata. Noi abbiamo ricevuto dal Signore questa illuminazione e ci serve per capire bene il senso della nostra storia. Dunque, il sogno che Nabucodonosor ha fatto è proprio questo. Tu stavi osservando, re, ed ecco una statua enorme, di straordinario splendore, si ergeva davanti a te con terribile aspetto. Aveva la testa d'oro puro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di bronzo, le gambe di ferro e i piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre stavi guardando, una pietra si staccò dal monte, ma senza intervento di mano d'uomo, e andò a battere contro i piedi della statua, che erano di ferro e di argilla, e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via senza lasciare traccia, mentre la pietra che aveva colpito la statua divenne una grande montagna che riempì tutta la terra. Questo è il sogno. Ma qual è la spiegazione? Il re Nabucodonosor resta colpito e ammirato per il fatto che il saggio Daniele ha saputo, nei minimi particolari, descrivere il sogno che egli ha fatto. Allora gli crede nella interpretazione che adesso gli offre. Abbiamo notato che nella descrizione di questa statua si è passati dall'alto verso il basso e i materiali che compongono le varie parti di questa statua decrescono come valore: oro, argento, bronzo, ferro, argilla. Rappresenta una statua d'uomo, è un potente, è una delle tante statue di re e comandanti che hanno fatto la storia e che si impongono. C'è sempre l'idea di quella statua che Antioco ha fatto mettere nel Tempio. In Israele non c'erano statue, erano assolutamente proibite.
La statua rappresenta il potere umano, gli imperi umani. E qui l'autore fa una sintesi di storia. Nella spiegazione di Daniele presenta i 4 imperi che si sono succeduti dal tempo dei Babilonesi fino alla attuale situazione dei Greci. Tuo re, gli dice Daniele, sei il re dei re. A te il Dio del cielo ha concesso il regno, la potenza, la forza. Tu sei la testa d'oro. Dopo di te verrà un altro regno inferiore al tuo, quello d'argento, che rappresenta i Medi. Poi ci sarà un altro regno inferiore al tuo, poi un terzo, quello di bronzo, che rappresenta i persiani. E infine ci sarà un quarto regno duro come il ferro. Come il ferro spezza e frantuma tutto, così quel regno spezzerà e frantumerà tutto. È il regno dei Greci. Alessandro Magno ha distrutto l'impero dei persiani. E così, di impero in impero, c'è un peggioramento, una degenerazione e una sconfitta. Alla fine i piedi sono di terracotta. Quell'enorme statua così pesante ha i piedi d'argilla, non regge. È la situazione contemporanea all'autore. Siamo nel 165 a.C., durante l'oppressione, l'occupazione di Gerusalemme, quando è stata imposta la statua di Zeus nel Tempio, mentre ci sono i martiri che non accettano di mangiare carni suine e vengono uccisi. Adesso è il momento dell'intervento di Dio. Una pietra che si stacca dalla montagna non per mano d'uomo. Questo è l'elemento più importante. Nel sogno l'evento riguarda la pietra. Nessun uomo ha staccato quella pietra. Si è staccata da sola? No, il linguaggio intende dire Dio l'ha staccata, non per mano d'uomo, cioè per mano di Dio. E quella pietra ha colpito i piedi d'argilla e quindi fa cadere la statua, che cadendo va in frantumi, in tanti pezzetti, briciole, polvere. La statua del potere umano dei babilonesi, dei medi, dei persiani, dei greci va in polvere. Tutte le strutture dei potenti e dei prepotenti umani finiscono in polvere, come pula sulle aie portata via dal vento. Così svaniscono gli empi. Quella pietra invece diventa una montagna e riempie la terra. Una piccola pietra, come quella che aveva usato Davide per sconfiggere il gigante Golia. Una piccola pietra mossa da Dio colpisce la statua del potere e lo manda in polvere. E a sua volta quella pietra diventa una montagna che occupa tutta la terra. Nella prospettiva dell'autore antico, questa piccola pietra è il gruppo dei Cassidim, di quei fedeli, coerenti, resistenti, disposti a perdere la vita. Loro, mossi da Dio, saranno quel piccolo colpo che farà cadere
la struttura del potere. Ma nella prospettiva biblica più grande noi comprendiamo il senso cristologico. Quella pietra non mossa da mano d'uomo è il Cristo stesso, è il Figlio di Dio che si è fatto uomo, è una realtà non determinata dall'uomo ed è quella piccola pietra che distrugge il potere mondano e a sua volta quel piccolo personaggio diventerà una montagna e occuperà tutta la terra, sarà l'autentico re che regnerà su tutto l'universo. E così i racconti del libro di Daniele non sono solo incoraggiamenti esemplari, ma diventano anche rivelazione apocalittica. Apocalisse significa appunto rivelazione. Rivelazione del progetto di Dio che culmina con l'opera di Gesù Cristo, il Re dei Re, Signore dei Signori, che vince ogni potere terreno. E noi vogliamo imparare questa lezione di coerenza e di resistenza, aderendo al Signore Gesù, convinti e contenti.